Questa squadra sarà fatta da tante persone nuove, siamo la vera novità di queste elezioni comunali, perché rispetto a una destra divisa e una sinistra zoppa, noi invece ci presentiamo con idee, con voglia di fare, sarà una lista con tanti giovani, tante professionalità, mamme, giovani genitori e per il futuro di Treviso. Per presentare i primi 23 nomi della sua squadra, Nicolò Rocco sceglie la libreria San Leonardo nel quartiere latino e non è un caso, un simbolo della cultura e della socialità per far ripartire Treviso con il terzo polo che nella scheda elettorale presenterà il doppio simbolo della compagine di Calenda e Renzi più quello di Futura Rocco Sindaco, i cui 9 candidati saranno presentati il 31 marzo. Forte componente giovane, volti noti e volti nuovi. Ci sono Andrea Penzuaiello e l'avvocato Alessandra Nava e c'è il capolista Roberto Grigoletto, l'ex vice sindaco della giunta Manildo. Abbiamo deciso la corsa solitaria perché abbiamo avuto l'esperienza con Manildo di una alleanza che di fatto si è rivelata un'armata Brancaleone. C'è quella sinistra in quella coalizione che sostiene De Nardi che di fatto ha fatto naufragare quella esperienza, soprattutto sul piano anche della sicurezza. A Treviso c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di garantire ai cittadini la vigilanza da parte delle forze dell'ordine. Quella sinistra questo tipo di controlli non li voleva. Noi riteniamo invece che siano fondamentali per assicurare i cittadini. E dall'altro lato notiamo anche una certa litigiosità da parte dell'altra coalizione di centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia. Lì invece hanno un'idea di sicurezza diciamo eccessivamente spinta sul versante della repressione. Noi ci riteniamo che sia importante anche l'aspetto educativo e preventivo. L'altro capolista è il consigliere comunale uscente Fabio Pezzato, che sottolinea una delle tante priorità. La necessità di mantenere i giovani all'interno appunto della nostra città, in modo appunto che abbiano la possibilità di trovare terreno fertile per realizzare quello che altrimenti sarebbero costretti a realizzare in altri luoghi all'estero o in altre città d'Italia. Io sono una mamma di 3 bambini e il progetto forte di questa squadra è quello di pensare ad una Treviso del futuro, una Treviso del domani, e per questa Treviso del domani bisogna partire col dare voce a chi voce ancora non ce l'ha, a chi non ha neanche il diritto di voto, e sono appunto i giovani, i giovanissimi, i bambini e le famiglie.